qui è Xbox Team e oggi sono in questo video per farvi vedere un server che non è stato ancora pubblicato, è di mio amico, e è questo qua, un server Fluctis. Ora ci entriamo e vi faccio vedere. Aspettate, sto proprio un po'. Ok ragazzi, mi sono loggato, senza dopo se non vedete le cose. Qua c'è un bellissimo cartello dello spawn, benvenuto al server Fluctis. Per registrare vi fate register password, conferma password, poi quando uscite dal server Fluctis e rientrate fate login password, per uscire dallo spawn fate uscita. Allora, il warp uscita cos'è? Warp uscita è questo cosetta, uno spazio libero così, perché se guardate bene è warp uscita per uscire dallo spawn. Infatti voi vi spawnerete qui e sopra, come vedete, c'è lo spawn. Qua c'è un mega lampione per fare un po' di luce. Allora adesso vi metto un attimo la lista warp. Allora abbiamo il warp spettatore, il warp bank, il warp mob arena, il warp pianura, il warp PvP, il warp regole del PvP, il warp shop, il warp uscita, il warp VIP. Allora andiamo prima di tutto al warp spettatore, poi al warp spettatore. Allora il warp spettatore cos'è? Sì, praticamente sei sopra il PvP. Praticamente viene scritto: benvenuto al warp spettatore. Questo è un warp per vedere come combattono i tizi che sono nel PvP. Poi che warp abbiamo? Abbiamo appunto il warp PvP, che è questo, bello grande, poi c'è una parte con il vetro sotto lava, poi qua c'è questa parte qui con dei blocchi di ferro, e poi in fondo c'è una parte con della netherrack che tanto fuoco. Poi andiamo al warp bank. C'è il warp bank, come vedete sono le solite banche tutti i server. Lo sto facendo. Comunque, praticamente sotto di tutti i server. Poi abbiamo il warp, la mob arena ve lo faccio vedere dopo. Andiamo prima al warp piano. Non sono ancora stati fatti tutti i warp perché è tipo una 2 settimane che c'è questo server. Questo qua vi calate di qui, arrivate qui e siete qua. Poi stiamo creando anche i lotti in Skywars. Qui la mia vecchia home fa saltare in aria letteralmente da un mio amico sta per me perché tanto neanche mi piaceva. Qui sta fermo che mi fa da solo. Oh cazzo. Allora saliamo. Poi lasciando perdere le strade, andiamo a vedere il warp.
usate hack, che rubate le password, che rubate account, van per sempre. Se vendete account, van per sempre. Se rubate account del founder supremo, va per sempre. Se minacciate nella chat pubblica o nella chat privata di un vostro amico che volete rubare la password, van per 90 giorni. Se cercate di rubare la password di un vostro amico, van per 90 giorni. Se usate il sito hack su PvP, van per 20 giorni. Oppure se usate mod, van per 20 giorni. Oppure c'è il rischio ban IP per 20 giorni. Se insultate un vostro amico oppure insultate la famiglia, van per 15 giorni. Se dite che è un server di merda, van per 15 giorni. Se fate spam e insultate, mute oppure ban per 15 giorni. Poi abbiamo il warp, regole del PvP. Sono delle regole del PvP. Abbiamo avuto il warp regole del PvP. Nuove informazioni. Volete andare al PvP oppure nel warp spettatori? Clicate il carrello. Warp spettatore che la porca. Che sono quelle che mostrate prima. Allora adesso andiamo al warp shop. Lo shop non è affatto finito. Non c'è un cazzo. Benvenuti al workshop. Ancora è in manutenzione perché vedete come allora warp VIP. Allora benvenuto al warp VIP. Allora abbiamo una di cariche SMS. Il VIP Predator costa 10 euro. Per mandare soldi scrivete buy. Solo versamento PayPal. Contattate Joker 00151 o su Skype o sulla chat manager. Per estremi contattate Joker 00151. Il kit del VIP God è solo un kit. Però è al completo. Il kit God è il kit è potentissimo. Non ci sono i minuti, non ci sono i secondi. Lo potete usare quando volete voi. Avviso, non dite a nessuno il kit e non dateli a nessuno i kit, se no van per kit 10 giorni. Allora, questo qua era il warp PvP. Warp ci manca in teoria solo Mobile. Mob Arena. Se fate Warp Mob Arena mi è venuto il Warp Mob Arena. Per andare alla Mob Arena dovete fare MA Join Mob Arena. Poi per lasciare la Mob Arena dovete fare MA Join. Allora noi facciamo MA Join Mob Arena e vi troverete qua. Potete scegliere un kit dove c'è Knight, che è cavaliere con la spada di diamante con questa armatura qua. Il tank, che io preferisco perché ha una spada in ferro, l'armatura di diamante. Queste qua sono due, però sono salute istantanea a 2. Poi c'è il chemist, che è oro, spada di pietra e ha pozioni di danneggiamento, ne ha 30. Ha 8 pozioni di avvelenamento, poi ha 20 pozioni di guarigione, mi pare. Sì. Poi a quelle là non lanciabili. E poi ha una pozione di rapidità. Poi ha Oddjob, che ha l'armatura in cuoio e la spada di pietra, per questo fa schifo. Però ha l'acerino, 2 di netherrack, 4 TNT e 3 pozioni di guarigione. Infine c'è l'arciere, che ha una spada di merda, è stato questo pack. Comunque, e poi ha un arco, 1, 2, 3, 4 stack di frecce, 3 pozioni di guarigione e uno sconosciuto. Allora, noi ci prendiamo il tank, è un po' buggato. Cliccando col tasto destro dentro questo qua, entrerete se siete solo uno qua, in questo posto qua.
Se invece siete più di uno, tutti quelli là che sono qui dovranno cliccare. Quando morirete dovrete comunque fare mea leva. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente il link, l'IP del server lo lascio in descrizione. Il nome no, perché tanto potete anche lasciare il server di Minecraft o chiamarlo come cacchio volete. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.